Pronti per una nuova puntata di Giovedì a Corte? Oggi con noi Vito Senes parleremo di cibo e di prodotti di Sardegna veramente incredibili. Ci vediamo tra poco. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Per l'ultimo gesto d'amore, scegliere Funerarte significa non essere soli. Affidati alla serietà, alla discrezione e alla professionalità dell'agenzia funebre Funerarte. Siamo operativi tutto l'anno con reperibilità 24 ore su 24. Offriamo servizi funebri completi a partire da 1.590 euro, con tutti gli onori, sempre. La nostra agenzia si occupa personalmente di addobbi floreali, lapidi e tombe di famiglia, garantendo un grosso risparmio. Agenzia funebre Funerarte, un sostegno importante in un momento difficile. Via Cellini 3, Porto Torres, numero verde 800 510 599. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Eccoci Vito, benvenuto. Ciao. Benvenuto qui Ciao, a Corte grazie. Santa Maria per questa puntatina che oggi tu ci porterai a fare un viaggio incredibile, io già lo so, all'interno dell'enogastronomia dell'isola e oltre della Sardegna. La Sardegna in prima. Infatti insomma abbiamo già chiacchierato un pochino prima della puntata, ci siamo anche visti ieri, insomma cose veramente delle chicche che oggi ci racconterai, però partiamo con ordine. Vito Senes, ristorante da Vito a Sennori. Da 40 anni a questa parte. Da 40 anni a questa parte, com'è nata un po' tutta la storia, la tua storia? Anche se molti ti conoscono, ma molti no. La nostra storia è nata come trattoria e pizzeria, dove soprattutto facevamo selvaggina, prodotti tipici del sassarese, la cordula, piedini, le monzette, tutta questa roba qua. Poi piano piano il cliente si è evoluto, si può dire così. No, voleva assaggiare qualcosa di mare, E allora abbiamo iniziato anche con un po' di mare e siamo qua. Eccolo qua che lo vediamo all'esterno. Sei sempre stato lì? No, forse ti sei spostato. No, eravamo prima al centro, avevamo una trattoria al centro bellissima, ha fatto la storia con 24 anni lì. Insomma, qua vediamo anche tantissimi dei tuoi clienti, amici, vediamo anche il maestro, Pavarotti, e poi insomma questo ristorante è bellissimo, una vista credibile sul golfo dell'Asinara, golfo dell'Asinara dal quale tu prendi tantissimi dei tuoi prodotti perché... Ma il nostro pesce, il nostro pescato arriva tutto dal golfo dell'Asinara. Ormai da Vito si mangia pesce, si può dire che si mangia pesce? No, il 90% ormai è pesce. E quindi il golfo dell'Asinara offre delle cose incredibili. Il nostro supermercato. Il supermercato, di qualità però. Di qualità, sì. Assolutamente. Il golfo dell'Asinara ancora oggi è uno delle zone più pescose che abbiamo in Sardegna, perché prende Castelsardo, Porto Torres, Stintino,
alghero anche, perché facciamo tutta la zona e è il pesce migliore che abbiamo in Sardegna. Cosa ti piace cucinare o far cucinare alla tua brigata? Ma guarda, il pesce lo trattiamo tutto. Perché abbiamo quasi 14-15 tipi di antipasti, tutti di mare. E pesce... Eccoli qua, ne vediamo qualcuno. Sì, esatto. Quindi si spazia da tutto, il pesce tutto, aragosta, e quando capita che siamo fortunati qualche cicala. Qualche cicala di quelle giuste, se non ho capito. Quelle giuste, sì, la cicala vuole solo giusta e basta. Spiegaci un po' com'è questa cicala giusta? La cicala giusta è più o meno una sorta di aragosta, ma c'ha la sagoma di un granchio, un crostaceo grosso. Una aragosta con la crosta grossa. Quindi è proprio grossa, non sono quelle solite che vediamo. No, questa fa anche chilo 800, 900, chilo e qualcosa. Però anche quella, come tra il coniglio e la lepre. Sì. Allora, la lepre è dolce, e il coniglio, cioè la lepre è selvatica, il coniglio è dolce, così anche la cicala. La cicala è proprio selvatica al massimo. Più selvatica della carne dell'aragosta, diciamo. Sì. Però, e si cucina più o meno allo stesso modo o invece? Olio allessato, olio e limone. Quindi si va sempre a cercare il sapore. Se vuoi mangiare bene queste cose, non andare mai a pasticciare. A pasticciarle olio e limone buono, tutto a posto. Al massimo con una catalana. Poi vedo forse quando vuoi pasticciare, tra virgolette, la metti da parte. Chi la vuole assaggiare l'assaggia. Perfetto, quindi sempre cose del genere. Quindi la cicala di mare, quando ti arriva. Siamo fortunati che anche noi nel nostro golfo ce l'abbiamo. E l'aragosta che hai accennato prima, l'aragosta è veramente particolare. L'aragosta tra l'Isola Rossa e Alghero è la migliore del mondo, non ce n'è da nessun'altra parte. Ha proprio un sapore suo. Figurati, Cagliari, è il mercato di Cagliari, si fornisce da Porto Torre, Castelsalvo. Sì. Bene, senti, e poi c'è una particolarità che ho visto nel tuo ristorante, restando sempre collegato al mare. Il bisso, tu hai un campioncino che tieni lì perché tu sei anche il bisso spiegaci un po' che cos'è questo. Viene preso dalle nacchere, hai presente? La pinna nobilis, quella che adesso è protetta, che poi ti spiego anche perché è nobilis. Il bisso è proprio il lino più antico del mondo che usavano anche per fare i vestiti ai faraoni. E poi ai mantelli dei papi. Quindi eccolo qua che lo vediamo, viene preso dalla sua barba, diciamo, detta semplicemente, la barbetta della pinna nobili. E questa signora qua, ecco qua che tu conosci. Questa è Chiara Vigo, che è l'unica in Sardegna che usa il bisso e sa trattare il bisso. È una sirena, perché quando tesse fa una cantilena, va in trance, una sorta di trance. Incredibile, quindi lei ha questo bisso da tempo, perché adesso non si può più prendere, ovviamente. Lei è l'unica autorizzata perché ce l'ha, non è che si può pescare più, perché ormai è proibito, adesso è protetta, ma lì ce n'ha un bel po' da tempo che gli hanno lasciata dai nonni. Infatti abbiamo trovato anche delle immagini e vediamo che lei fa delle dimostrazioni, delle cose, insomma, con questo. Il bisso non si può vendere, qualsiasi creazione che lei fa lo regala, non si può vendere. Ok, perfetto. Non si può commerciare. Una delle chicche che tu tieni all'ingresso del tuo ristorante perché la Sardegna è anche questo. Poi ho visto anche dei bei quadri, delle cose, quindi tu mantieni quello che è l'identità dell'isola non solo nei prodotti enogastronomici. No, ma anche su tutto, sui cestini, tutto. Noi, la Sardegna in genere. In genere. Senti, passiamo sempre, invece torniamo alle cose buone da mangiare, stando sempre, questo non è proprio pesce ma si fa con il pesce che poi ci spiegherai. C'è un prodotto incredibile che si chiama sufilindeu, ho detto giusto? Sufilindeu è una pasta antichissima, molto particolare, e poi viene fatta per la festa di San Francesco a Nuoro e alla dei Sardi. E anche questo si tramanda in famiglia, dove adesso è rimasta solo, ce ne sono altre, però Paola Abrahimi, che è questa che eccola qua, che sta questa creando. Lavorazione particolarissima, una pasta praticamente tirata tantissimo tirata, e va a fili, guarda che roba. Guarda un po', la fine mette poi a seccare
Quel disco, ecco, questo disco che vediamo viene seccato, ma mi dicevi chiacchierando lei dice che ci sono 256 fili, e né uno in più né uno in meno. Quindi sembra, non hai detto 250 per dire un numero, 256. Incredibile. Ecco, questo ne stiamo parlando, perché oltre ad essere un prodotto incredibile, particolare, è un prodotto che tu hai nel tuo ristorante. Noi questo qua non lo conosceva quasi nessuno, abbiamo portato alla prova del cuoco. Abbiamo fatto un'indagine e l'80% non lo conosceva. Non lo conosceva neanche. Adesso invece li usano anche gli chef stellati, hanno ricette tutti, sì. Ma tramite te l'hanno fatto passare, hai fatto conoscere queste signore? C'è uno chef che proprio lo mette nelle sue ricette, che è Pascucci, quello che abbiamo fatto anche con Gambero Rosso. Sì, e dopo Pascucci ce ne sono tanti altri ormai. Fantastico. E allora adesso spiegaci come lo servi tu. No, noi allora, il classico è col brodo di pecora, come si usa. La tradizione La tradizione vuole il brodo di pecora con formaggio. Noi facciamo un ristretto di crostacei, mettiamo il filin di uova crudo nel piatto e lo facciamo cucinare a tavola direttamente col brodo caldo. Oh, incredibile! Sì. Una goduria dei sensi. Ma per rimanere più al dente, altrimenti qua gli non diventa più, vedi? Eccolo qua, eccolo qua, perfetto, così. E lui si cuoce con il calore, del brodo di crostacei? Esatto. Ecco qua, infatti volevo collegarmi a questo, tu l'hai portato alla prova del cuoco a Rai 1, hai vinto sicuramente con questo? Abbiamo vinto 7 volte. Anche perché avete vinto tutte le volte, comunque come si fa a non vincere con quel prodotto lì? Senti, com'è stata questa esperienza qua? Alla prova del cuoco. La prova del cuoco è stata una bella esperienza non solo per noi ma anche per tutti i prodotti che abbiamo portato, perché tutte le settimane ci aspettavano, perché era una novità quello che portavamo. Abbiamo portato da Cagliari all'Alta Gallura, Nuoro, Rotelli, tutta la Sardegna, e da tutti i posti abbiamo portato un prodotto. Perché voi potevate portare, anzi dovevate portare un banchetto, così la trasmissione, e facevamo la vetrina di quello che è il territorio, e tu hai esagerato ovviamente, perché qua c'è solo da esagerare in quest'isola. No, abbiamo esagerato e i sardi ci hanno votato per quello. Abbiamo portato anche la carapigna fatta in diretta lì. Cosa sono? Conosci la carapigna? No, devi dirmelo anche la carapigna è una specie di granita medievale che facevano a Rizzo, a questi posti qua. Si prendeva il ghiaccio da lama, si metteva nella paglia. Nella paglia? Sì, per l'estate, no? Il gelato lo dai d'estate. E poi d'estate facevano questo coso qua. Incredibile, avete portato lì questo prodotto già fatto? Che cosa è rimasta incantata. E qualcos'altro che avete portato che ricordi veramente di particolare? In particolare abbiamo portato anche dei formaggi. Abbiamo portato la greviera di... di quello ne parleremo, lo stavi già anticipando, Però abbiamo portato l'orighitas, abbiamo portato i polungione. Altra pasta importante che tu hai nel tuo locale, che l'hai fatta vedere, una pasta incredibile. In particolare della zona di Morgongiolis, che è sempre allora tutte le paste di questo o sono fatte per le feste particolari o per i matrimoni. Capito? Ho capito, e ogni paese più o meno avrà la sua pasta, ma noi abbiamo anche vicino, abbiamo Usini, che ci sono gli andarinos di Usini, che è una pasta particolarissima ed è una delle più care che abbiamo in Sardegna lo stesso. Fantastico, incredibile. Perché per fare 1 chilo di andarino ci vuole 3 ore di una signora, capito? Però grandi prodotti. Mi stai facendo scoprire delle cose interessanti e continueremo, però nel frattempo andiamo a vedere qualche evento del weekend, Tu le giri, il Festival Sagro sei sempre impegnato a girare tu? Ogni tanto, io ero domenica, era Malcomere, la Sagra di Fungo dell'Antuna. C'era l'Antuna e Pirizzolo domenica. Ma no, domenica eri là, ma non tanto per divertimento. Abbiamo fatto lo show cooking, stai facendo show cooking e tutto. Abbiamo preparato in un ristorante, abbiamo preparato la nostra pasta ai fagioli con i funghi Antuna. Fantastico.
quindi vedi, eri lì a lavorare, poi col tuo lavoro ti diverti, vero? No, divertirmi tantissimo. Ok, allora andiamo a vederli, dai, velocemente li vediamo insieme a Vito. A Nuoro dal 29 novembre al 1 dicembre abbiamo Binu e Biwick, un nome un po' particolare, eccolo qua, però alla fine in sostanza c'è il grande vino di Sardegna, c'è anche un concorso con tanti produttori. La pagina Facebook è quella di Binu, basta scrivere Binu su Facebook e trovate la pagina con tutte le informazioni. Poi dal 29 settembre sempre al 1 dicembre andiamo a Villasor, c'è la festa del carciofo e qui Vito, il carciofo è grandissimo il carciofo di questa stagione. In autunno puoi fare mille cose. Aspetta che do meglio, allora la data abbiamo detto 29 e 1 dicembre e la pagina è quella proprio della festa del carciofo di Villasor, anche lì programma completo con un casino di eventi nell'evento. Stavamo parlando del carciofo, tu lo utilizzi tantissimo perché mi dicevi che ovviamente uno chef come te va alla ricerca dei prodotti anche di stagione. Il carciofo lo utilizziamo con le patate, tipo il classico in verde, oppure con la bottarica. Carciofo bottarica arselle che sono favolose. Ma nella pasta o così? Nella pasta. Una pasta con questi. Sì. Allora aspetta che me la segno, carciofo con la bottarica e le arselle. Perfetto. Proprio le arselle, classico. Benissimo. E poi il carciofo va in tutti i modi, come vuoi, crudo, insalata, fritto, impanato. È un re, c'ha la sua, sembra che è una corona, ce l'ha veramente. Sì, ce l'ha. E poi il carciofo nostro, soprattutto spinoso. Così. A proposito, cos'è lo spinoso? Quello sardo o non c'è solo quello? No, c'è lo spinoso, il nostro è il classico. Il nostro è lo spinoso, ragazzi. Spinoso, che anche quello è la caratteristica del selvatico, del forte. Se tu prendi un olio fatto cioè di produzione di novembre, sembra un carciofo anche quello lì, capito? C'ha la caratteristica del gusto del carciofo. Quel gusto lì, un olio fatto. Tu adesso prendi un olio novellino e sembra che stai mangiando una foglia di carciofo. Proverò, interessante questa cosa. Bene, quante cose, ma dobbiamo fermarci un attimino, mandiamo la pubblicità e poi torniamo subito qua, ok? Non scappare, Vito, rimani qua seduto comodo. Dai, pubblicità e siamo qui. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Per l'ultimo gesto d'amore, scegliere Funerarte significa non essere soli. Affidati alla serietà, alla discrezione e alla professionalità dell'agenzia funebre Funerarte. Siamo operativi tutto l'anno con reperibilità 24 ore su 24. Offriamo servizi funebri completi a partire da 1.590 euro, con tutti gli onori, sempre. Un sostegno importante in un momento difficile. Via Cellini 3, Porto Torres, numero verde 800 510 599. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino.
è la settimana del Black Friday, quindi ci sono tantissimi sconti. E partiamo velocemente da Piazza Italia, c'è il 20%, Claire ci sporta 20% solo sugli articoli selezionati, Brooms il 30%, Sandro Ferrone, Sweet, Lola e Nuali 20% e Camomilla dal 30% su tutti gli articoli e il 50% sugli articoli capispalla, che non so cosa vuol dire, ma io l'ho detto lo stesso. Benissimo, ok, abbiamo detto tutto, torniamo. Sì. Torniamo, che già mi era venuta fame prima, adesso me ne verrà ancora di più, ok caro Vito, perché ti volevo chiedere una cosa, entriamo un po' nel mondo del formaggio. Ieri chiacchierando mi hai detto che in Sardegna esiste un gregge di sole pecore nere, sì. Ma com'è questa storia? Facci un attimo Ma capire. proprio solo esclusivamente pecore nere, fanno un tipo di formaggio buonissimo, sì. Stagionato anche Eccole qua, c'è solo il cane che era bianco, abbiamo visto, erano tutte nere. È particolarissimo, la caratteristica del formaggio sì. Non cambia dagli altri perché ha sempre tutte, sì. Comunque se avere anche questa chicca qua in Sardegna ce l'abbiamo solo noi. Ti ricordi l'azienda? No, non mi ricordo l'azienda. Allora, aspetta che ho fatto i compiti io, perché sapevo che parlavamo di queste cose. È l'azienda, il caseificio Funtanazza di Arbus, quindi siamo nel Campidano, giusto? Nel Campidano. Siamo nella zona del Campidano, eccole qua. In particolare, anche questo fa parte della nostra Sardegna. Dell'identità, insomma, queste particolarità qui è incredibile. Ma non solo quella, la Sardegna è un'enciclopedia di gastronomia. Capito? Veramente. Proprio un'enciclopedia. Veramente, veramente. Al contrario di altre regioni dove quando conti a 10, come ti ho detto ieri, ti fermi, qua devi continuare. No, è vero. Ieri abbiamo fatto sto gioco, eravamo partiti da una regione, dalla Val d'Aosta, diciamolo. Ti ho detto, conta. E ti sei fermato a 8-9. Ma anche meno, io ho contato cos'è, la moccetta, la polenta in generale, la fontina avevo detto, poi mi ero già fermato. Lardo di Arnaldo, bravo. Poi la grappa e la fonduta e fermo lì. E abbiamo già fatto tutto il giro delle tutte le valli della Val d'Aosta, così. Invece Sardegna è totalmente diverso. Qua intanto vediamo che qualche bella immaginetta è della tua cucina, la brigata al lavoro, qua Arselle, grande prodotto del tuo ristorante, Bottarga e via. Bottarga, senti, prima della diretta mi hai detto una chicca incredibile, una cosa che non è in commercio ma me l'hai detta, voglio che la dici anche i nostri pescatori. La bottarga di polpo. La bottarga di polpo, ragazzi, sì, esiste anche quella. Abbiamo portato anche quella lì alla prova del cuoco. Alla prova del cuoco hai portato pure quella? Sì, che se l'ha fregata Federico 40. Ah, benissimo, subito. Regalata, non fregata. No, ok, regalata. Perché è rimasto troppo, ma non riusciva a capire neanche lui. Incredibile, la bottarga di polpo. Sì, anche questo, una bottarga a Cabra, c'era questo vecchietto che ce l'ha data. Lo facevano in famiglia, ovviamente una cosa mai commercializzata. Ma era per loro personale, roba, e noi siamo riusciti ad averla. Incredibile, veramente. Tu l'hai assaggiata sicuramente. Sì, noi avevamo 2 dischi, una se l'ha presa lui, non l'abbiamo assaggiata. Uno te la sei tenuto un disco in tasca? Un gusto particolare. No? Ma com'è? Come quella di Mugino cambia? No, cambia totalmente, sì. Cambia. Quindi sarebbe da assaggiare, bisogna andare a Cabras alla ricerca del vecchietto. Difficile da trovare. Alla ricerca del vecchietto a Cabras, amici. Avete la macchina andate a Cabras. Stavamo parlando di pecore di formaggio, rimaniamo in uno dei prodotti eccellenza della Sardegna, però noi conosciamo sotto forma di pecorino, perette, tomè, però ci sono anche qua delle particolarità, a parte il gregge di pecore nere che mi hai detto fa un formaggio buonissimo, ma simile a un pecorino, no? Buonissimo da assaggiare ovviamente, però c'è una particolarità a Ozieri. Sì, la greviera di Ozieri. La greviera, e questa greviera cos'è? La greviera è proprio invece del gruviera, è la greviera fatta con questo eccola qua, questa qua. E questo signore, un benestante. Come il gruviera svizzero, no? Sì, un benestante. Ecco, uguale. Si ha portato le bestie, gli piaceva quel formaggio e se l'ha fatto anche in Sardegna. Quindi ha portato le bestie eccole qua, queste sono la razza bruna, tipica insomma insieme forse alla pezzata bianca, la frisona tipica della Svizzera, se le ha portate in Sardegna che non c'erano, perché noi mi spiegavi abbiamo il bue rosso per la carne. Sì, per la carne abbiamo il bue rosso, la mellina, abbiamo tanti tipi.
La bruna non c'era, c'era forse la frisona giù Arborea a fare il latte, sì, il latte, ma solo il latte e basta. Solo il latte, sì, e questo ha portato giù dalla Svizzera la bruna e ha iniziato a creare il groviera sardo che si chiama Greviera. 3 pastori, 3 aziende che adesso lo fanno, ma poca roba, perché costa. Certo, ci sarà dietro una lavorazione molto particolare fatta con queste vacche. E tu, com'è questo formaggio? L'hai già assaggiato? Sì, cioè, rispetto al groviera? Una groviera un po' più selvatica anche questa. Il groviera rimane dolce, sì, questa invece rimane molto più profumata e molto più... Sicuramente, perché va a prendere tutto quello che sono... un altro tipo di pascolo e di tutto. E i prodotti, il pascolo, tutte quelle erbe che ci sono qua, che probabilmente... anche in Svizzera ci sono. Vabbè, ma lì c'è anche freddo, qua la temperature sono diverse. E ci sono sicuramente, e crescono anche altri tipi di erbe, e cambia così questo formaggio, incredibile, anche il greviera mai detto. Adesso la mia fame è arrivata al massimo. Sì, però... poi ci andiamo tutti a cena. Sì, infatti sarà meglio, ma dai, però 2 parole io volevo farle anche sul vino, perché il vino veramente... siamo cresciuti tantissimo in Italia, in Sardegna soprattutto. Da 15-20 anni a questa parte possiamo essere l'invidia anche della Francia. Ah sì, a livello di... ormai abbiamo delle cantine dove hanno superato tutti, capito? Abbiamo da Cagliari, i vermentini di Gallura, è inutile parlarne perché sono il massimo. Cagliari con l'azienda Argiolas, con grande azienda, Sant'Adi e con tutti questi qua, poi adesso c'è questa nuova Suentu, che però sta facendo anche lui dei buoni, c'ha un bel bovale, hanno dei buoni vini anche loro. E mi dicevi anche bollicine, stiamo iniziando a fare. Ma le bollicine stanno iniziando, anche quest'anno, cioè c'è sempre il torbato che a me mi piace sempre, il torbato di Alghero. Però anche Argiolas quest'anno sta iniziando a fare delle bollicine. Delle bollicine. E le ha fatte anche la cantina di Sorso, Nuraghe e Grabbione. Sì, conosco, certo. Esatto. Sì. Quindi iniziamo anche... Le bollicine ce l'hanno un po' tutti come chicca ormai, ed è buonissimo, sono buonissime anche quelle. Tu nel tuo ristorante ho visto che hai tutti i vini più importanti. Regionali tutti. Regionali tutti, e hai delle cose interessanti anche locali, ho notato. Sì, regionali e locali tutti. Perfetto, quindi proprio del Golfo dell'Asinara. Del continente abbiamo lo champagne. Basta, come si fa? Cioè, se si va da te a cena, si vuole il vino sardo. Come vini, Cannonau, tutto, abbiamo Carignano, Cagnolari qua, Ittiri e tutta questa zona qua. Quella zona lì, anche Usini, Ittiri, abbiamo Chessa, abbiamo Santa Maria la Palma, Cherchi, Santa Maria, ma ne abbiamo di aziende, ragazzi, ne abbiamo. E con il vino non si può che parlare del pane. Però qua ci vorrebbe una puntata intera, no, vero? Il pane è lo stesso, come abbiamo detto, dei dolci, dei pani. La Sardegna, ogni paese ha la sua caratteristica, e tutto, vai a Cagliaritano e hanno lo screcci svaso come pane Carasau, pane qualsiasi, noi abbiamo 1000 tipi di pane. In trasmissione alla prova del cuoco avevi portato sicuramente del pane, ti ricordi cosa avevi portato, se c'era qualcosa di particolare? Ma no, abbiamo portato tutti i tipi di pane, i pani sardi, quelli classici. I classici senza andare troppo... ma intanto... Già quelli sono... Esatto, i classici poi ti stanchi anche di parlare, però il pane è fatto sempre con la semola nostra e con semola sarda, e poi il 90% adesso stiamo iniziando a farle con lievito madre. Quella è una cosa interessante. Abbiamo dei grandi maestri di lievitazione adesso. Quello è importante, il lievito madre è proprio un'altra... abbiamo anche quello. Benissimo, fantastico. Finiamo con una battuta sull'olio, che prima hai parlato, che quello... L'olio, adesso il novellino di adesso... È uno spettacolo. Dobbiamo andare subito alla ricerca, perché quello lì deve essere la fine della moda, e quest'anno è una buona annata. È una buona annata. Dimmi come si utilizza, se si prende il novellino, se si riesce a trovare... Per me è uno la morte sua. Noi in Sardegna poi, se tu ti ricordi, non so se si friggeva anche con l'olio d'oliva, non solo nelle salse, ma l'olio di semi non lo usava nessuno, perché in tutte le case più o meno c'era sempre l'olio d'oliva.
E oggi un novellino così è sprecato, cioè nelle salse metterlo, ma crudo è favoloso. Crudo, quindi qualsiasi cosa crudo, che sia su una bella fetta di pane di quelle giuste. Soprattutto con un crostone di pane arrosto e un po' d'olio. È un mangiare, è una bella merenda per i ragazzi di adesso. Sì, perfetto. Adesso io, affamato come un leone, devo lanciare la nostra rubrichetta più sani, più belli. Tu Pellermosa la conosci, vero? Sì, no, io conosco Francesca, Costantino e l'azienda, che sono un'azienda che cresce. E mi auguro che abbiano quello che si meritano veramente. Bene, allora guardiamoci la nostra rubrica con Francesca Sale di Pellermosa, più sani e più belli, sempre creme per i bambini, perché sempre le mamme noi siamo attenti. Vai con la rubrica. Torniamo a parlare di pelle delicata dei bambini e quindi una routine da seguire giornalmente per evitare i fastidi che può causare una pelle irritata. Pellermosa propone la crema protettiva baby da utilizzare ad ogni cambio del panno per evitare i rossori e idratare la pelle molto delicata dei bambini. Successivamente un detergente delicato baby che è essenziale da utilizzare tutti i giorni per la detersione del bambino, quindi nel bagnetto, oltre ad avere degli ingredienti naturali, quindi sempre Elderal come principio attivo, contiene il miele, contiene l'acqua di camomilla, sono dei prodotti addolcenti, proteggono la pelle e la rendono più vellutata e più sana. Perfetto, grazie allora Francesca Sale e a Pellermosa. Tu li userai sicuramente in cucina i prodotti, perché per le ustioni. Per le ustioni abbiamo tutti i suoi prodotti. Tutta la gamma. Perché... Sì, anche perché ne hanno anche per le punture di animali. Sì, quello sì. Tutto. Però in cucina penso che vadano più per le ustioni. Sì, noi abbiamo tutta la fase. Benissimo, dai, allora guardiamo insieme, Vito, altri 3 eventi del fine settimana che abbiamo segnalato. Allora, partiamo da Burgos con Prendas de Adelasia. È un evento veramente interessantissimo, perché ai piedi dell'antico castello c'è il meglio della gastronomia locale e dell'artigianato, il tutto si fa in un clima medievale, cioè proprio con i costumi, con le cose, veramente bello. Il ricordo è dal 30 novembre al 1 dicembre e poi via andiamo, la miniera del gusto espone a Narcao, anche qui enogastronomia a bomba con Sardegna, puoi fare hai visto quanti eventi ci sono? Ecco, qua vediamo anche la locandina e quindi qua abbiamo la pagina che è quella della miniera di Rosas, prima abbiamo la pagina Burgos, ricordo Prendas de Adelasia, e finiamo con Aozieri su Trinte Sant'Andria, che insomma è una sorta di notte bianca, quindi qui ovviamente anche qui abbiamo degustazioni di vino e di altri prodotti, perché in una notte bianca si gira, si va, ma come sempre si mangia e si beve, no? Ok, perfetto, dai. Allora Vito, siamo quasi alla fine del nostro incontro. Senti un po', progetti futuri a livello televisivo, non lo so, farai qualcosa in giro? Per adesso ancora no, perché stiamo facendo quel programma con Gianni Sini, che facciamo tutti i ristoranti con i giovani chef emergenti, ed è molto seguito. Iniziamo adesso, penso a dicembre, e ci facciamo 10 ristoranti, ne abbiamo già fatti 8, altri 10. Bene, si continua così. Facciamo questi, è una bella cosa. Nel tuo ristorante qualche ricetta nuova, qualcosa di particolare c'hai in mente? Ne parliamo alla prossima. Comunque grazie per essere stato qui con noi. Amici, andate a trovare Vito, perché nel suo ristorante veramente mi fa piacere. Si mangia semplicemente, no? Non solo si mangia semplicemente, è veramente un'avventura enogastronomica da fare. Quindi amici, abbiamo concluso anche per oggi. Ringrazio Cesare Donati alla regia, Chico Pio alle telecamere. Noi ci vediamo giovedì prossimo, ricordo la puntata da vedere sul nostro sito www.sardinianlife.it o sulla nostra pagina Facebook, quella di Sardinian Life. Per qualsiasi comunicazione invece la nostra mail è info@sardinianlife.it. A giovedì prossimo, ciao!
Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Per l'ultimo gesto d'amore, scegliere Funerarte significa non essere soli. Affidati alla serietà, alla discrezione e alla professionalità dell'agenzia funebre Funerarte. Siamo operativi tutto l'anno con reperibilità 24 ore su 24. Offriamo servizi funebri completi a partire da 1.590 euro, con tutti gli onori, sempre. Un sostegno importante in un momento difficile. Via Cellini 3, Porto Torres, numero verde 800 510 599. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione.